Quell'episodio del parcheggio auto che a suo dire gli era stato sottratto dal vicino di casa senza ragione era rimasto impresso nella sua memoria da tempo oramai immemore. Doveva vendicarsi e riscattare quello stallo, una punizione senza nome ma che ogni volta lasciava il segno, anzi i segni, quelle righe inferte con un punteruolo sulla fiancata sinistra dell'auto del quasi vicino di casa. L'episodio a Mirano, nel centralissimo parcheggio di via Villafranca. Il teppista, un nonno, un 72enne del posto, oramai avvelenato contro il suo rivale, un professionista 55enne che, stanco dei continui nonché costosi episodi di vandalismo, decide di sporgere denuncia contro ignoti. Saranno proprio le telecamere a incastrare il nonno vandalo, ora denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato. Dovrà anche pagare il salato conto della carrozzeria.